Mancano 200 metri di dislivello. Cosa sono 200 metri di dislivello? È il dislivello che c'è da camera mia al mio bagno. Su! E sorpresona. Oh! Buongiorno amici e amiche escursionari, benvenuti in questa nuova escursione. Ci troviamo a Lepreno, in dialetto bergamasco Levré. Ho trovato un paese più piccolo di Ariano, è un paese di 160 abitanti in comune di Serina e provincia di Bergamo. Ci troviamo sempre nelle Orobie e la nostra destinazione di oggi è il Monte Gioco, con sentiero 598, 1 ora e 40. La partenza è in via Monte Zucco ed è subito molto ben segnato. Vedete, molto ben segnato, ma dove si va? Tre gobbe, corone, Monte Gioco di qua. Ma di qua dove? Esattamente, di qua su? Sì, di qua su. Ma che bello, si passa in mezzo alle casine. Questo paesino è proprio bello. 160 abitanti, pensati. Il sentiero di oggi sarà estremamente facile perché, soprattutto rispetto a quello della settimana scorsa, sarà lungo la metà e con quasi un terzo del dislivello, quindi decisamente più affrontabile. Il tempo che ho a disposizione più o meno è sempre lo stesso, quindi alle 5:30 dovrei essere in macchina. Se ce l'abbiamo fatto la volta scorsa che ho fatto 18 km con 1300 metri di dislivello, posso farcela anche questa volta, che di chilometri sono 9,5 e il dislivello è 500. La nostra destinazione, se non erro, è quella là. Il sentiero è ad anello. Che figo, è bello fare i sentieri che partono da un paesino con queste stradine. Bello bello. La partenza è a 830 metri di quota circa e adesso devo trovare subito uno spot, tanto per mangiare perché ho fame e poi per mettermi i pantaloni lunghi perché ho già visto che questo sentiero è pieno di erba alta e non ho voglia di prendermi le zecche, grazie. Poi capite già che l'escursione non è difficile quando mi vedete mangiare prima che inizi. Per adesso il tratto è un po' mezzo boschivo e un po' mezzo aperto. Se ci giriamo, intanto il sentiero è sempre molto ben tracciato, ci sono sempre segnali, ma tanto noi un sentiero dobbiamo tenere, ovvero il 598 per tutto l'anello. Se ci giriamo possiamo vedere Mordor, però là è il Monte Fatto, e questo qui, anche se non si vede, è una ragnatela che stavo per prendere. Chiedo scusa al ragno che la possiede, ma devo passare. Sono certo che lui avrà molto più tempo libero di me per poterla ricostruire. Noi dovremo salire su fino al Monte Zucchin e poi arrivare al Monte Giuoco. Sentiero anche carino finora, certo non privo di fatica, ma nulla in confronto all'escursione scorsa. Siamo quasi 1000 metri, siamo partiti a 830, è quasi l'una, ma tanto ripeto il tempo non è un problema. Il problema è che mi si sta rompendo il cinturino, zio boy, devo cambiarlo. Bello, bello, le robe non mi deludono mai, quindi adesso mi sa che facciamo così e poi tagliamo giù per di là, e poi l'anello sarà così, giù e ci facciamo il giro. Landing. Tra l'altro appello, se qualcuno di voi fa parte dei 160 abitanti di Lepreno, scriva un commento vi prego, perché sarebbe come farmi vincere all'otto. Tornanti panoramici. Bello bello. Dai, stiamo viaggiando a buon passo, mancano 200 metri di dislivello. Cosa sono 200 metri di dislivello? È il dislivello che c'è da camera mia al mio bagno. Su, se voi siete stanchi, ragionate a step. Dite, me ne mancano 200, me ne mancano 100 e vedrete che voleranno quei 100 e quando voleranno quei 100 direte ok, me ne mancano altri 100, ma quei 100 di prima sono volati e poi ho finito. Cosa c'è qua? Un pezzo panoramico? Ah, 198. Ah, guardate poi, è lassù e non posso andare lassù e fare così invece di andare su per di qua. Sono curioso, no, forse fa così e poi incontro comunque là. Sì dai, andiamo. E ci gioco i calzettoni sporchi di mia nonna. Come volevasi dimostrare, siamo arrivati al bivietto. Monte Gioco mezz'ora. Siamo stati molto rapidi. Per arrivare qua ci abbiamo messo 40 minuti. Sono in anticipo di mezz'ora sulla tabella di marcia. Posso anche calare un po' il passo. Panorama sempre bellissimo. Andiamo su per di qua. Guardate quando vi dicevo di utilizzare la tecnica dei 100 metri alla volta. Ne mancano solo 100 amici, 100. E ci facciamo questa parte boschiva, direi molto bellina, dopo aver fatto un pezzettino là. Molto bellina. Al termine della quale ci sarà l'ultima salita per il Monte Giuoco e poi è fatta. Beh amici, che dire, siamo quasi arrivati su e se giro la camera si può notare un bel paesaggio tutto attorno, molto molto bello. Ma cosa c'era? Stanno facendo degli scavi, stanno trapanando la povera montagna, guardate laggiù. Bello bello, tutto molto bello. Dopo ci sta una bella dronata, ma prima saliamo su. E sorpresona, oh, guardate che bello. Io me la sono presa super comoda, è l'1:50, sono rimasto fermo 20 minuti nel boschetto qua sotto a riposarmi un po', mangiare qualcosina. Ho mandato qualche fotina a Laura di questo posto per farle un po' invidia perché lei sta lavorando. Eccoci arrivati.
il Monte Gioco. Quella mezz'ora di vantaggio che avevo me la sono giocata riposandomi. Qui cosa c'è? Un quadernino, scriviamo qualcosa in questo quadernino, no? Ah, è nuovo, il primo è del 7 luglio 2023. Vediamo chi ha scritto qualcosa per il mio compleanno. 9 luglio, 10 luglio, business, San Pellegrino, il nostro vino, di a tua mamma di farmi un perfetto. Perfetto. Grazie per il mio compleanno, giuro che non sto scherzando. Questo è quello che c'è scritto. Baci e abbracci alla tua Elena. Quanti ne abbiamo adesso oggi? Fammi vedere. 16. Oh caspiterina, devo fare gli auguri a una mia amica. Auguri Sara. E voilà, ovviamente non vi... aspetta, che mi sto ciullando la penna per sbaglio. Ovviamente non vi dirò che cosa ho scritto. Se volete saperlo dovete venire sul Monte Gioco e guardare il 16 luglio del 2023. Riponiamo il nostro libricino qui e opla. Scherzavo, oggi è il 15, non è il 16. Ho anche fatto gli auguri per errore alla mia amica. Quindi niente, Monte Gioco 15 luglio. Il ritorno è in discesa ma è più lungo rispetto all'andata, perché finora ho fatto 3 km. Per il ritorno sono 5-6. Tranquillamente ho tempo almeno un'altra oretta, 40 minuti, che passerò a polleggiarmi sdraiato qua. Grazie a Laura che mi ha suggerito, per non dire imposto, di mettermi la crema solare. È stata un'ottima trovata, perché così sono protetto. Grazie. Tra l'altro, ridendo e scherzando, è vero che sono 500 metri di dislivello, ma sono in 2,5 km. Un po' di salita un pelo piegava. Un'altra mezz'oretta stiamo qui a chillarcela e poi scendiamo e ci facciamo gli ultimi 6 km. Un po' di silenzio meditativo e poi scendiamo. Ci sta, cazzo. Ci sta proprio. Amici, è stato bello polleggiarci qui sulla cima. È stato ancora più bello per via del fatto che non è passato nessuno, quindi me la sono goduta in totale silenzio. Nel nome di Cristo e i suoi missionari, la gente brembana dedica, 29 giugno 1971, qualche mese dopo la nascita di mio fratello maggiore. Auguri Dodone. È giunto il momento che a quota 1366 si ritorni giù verso Levren. Adesso di questa discesa qui in cresta penso che vi farò un timelapse. Proviamo a fare un timelapse. Via! E là amici, eccomi qui. Non c'è l'audio nel timelapse, quindi faccio un bel voice over in post con il cellulare. Guardate qui come vado veloce. Sono un furetto, madonna, sto per sboccare. Vi ho fatto vedere tutto il pezzo dalla sopra fino a qui. Adesso che se ne possa pensare, bisogna scendere giù per di qua e fare così, e poi immagino che il sentiero si ricongiunga laggiù e poi quella strada là e ci faccia fare tutta la parte attorno a questa montagna. Dai, si prevede un giretto carino. Andiamo. Vi do il punto di vista delle vostre gambe se non aveste i pantaloni lunghi.
Avete visto? Avete preso almeno 16 zecche in questo preciso istante. Mettetevi i pantaloni lunghi. Qui hanno girato The Blair Witch Project. Dove sono? Immaginate di essere qui di notte e dentro quella gabbia c'è qualcuno. Come reagireste? Così, pur parlé. Sono arrivato nella parte di vallata che si vedeva, vallata nel senso quello spiazzo di verde che si vedeva da sopra, e adesso tecnicamente inizia la svolta a sinistra e il vero e proprio anello. E ciò mi hanno bloccato, è chiuso dall'interno. Grazie. E opla, sistemato. Adesso mi sparano. Ciao mamma. Questa qui era la vallata che vi dicevo. Monte Gioco, 40 minuti. Ma noi ce ne andremo, perché sul Monte Gioco ci siamo già stati. Di là si va ad Ossena, o ad Ossena, non so mai come cavolo si pronunciano questi paesi. Ma sono in casa della gente qui, credo. Però è una bella casetta questa, cazzo. Vabbè, Monte Gioco di là, ma io voglio andare a Lepreno. Ah, Monte Gioco 25 minuti, però se siete là, ecco là è Monte Gioco. Se io volessi andare di qua, tornerei a Lepreno. Dico giusto o dico bene? Consultiamo la mappa. E poi dopo questo breve tratto asfaltato si rientra dentro nel boschetto. Ultimo timelapse, ve lo prometto. Siamo quasi arrivati. Curva secca a sinistra, mi raccomando. Questa volta è un po' più stabile, un po' meno sbocchino. E olè. Allora, stando alla cartina, di qua si va a K. Non mi ricordo più quale lettera è quella lì, maiuscola, corsiva, ma fa lo stesso. Credo sia Kazelep, Cafelep, caffè a letto. Comunque qua c'è il sentiero che ci riporta poi a Lepreno. Cioè mi sembra di invadere la proprietà privata di qualcuno, perché ci sto passando letteralmente dentro, però a quanto pare si passa. Sono cartelli CAI che indicano che questo è un sentiero, quindi cioè avere una casa proprio di fianco a un sentiero è una figata, e allo stesso tempo no, perché ci passa uno sbrozzo di gente. Vi mostro con esattezza dove sono io. Noi siamo partiti da qui, Lepreno, abbiamo fatto tutto questo tratto qui, non siamo saliti sul Zucchin come pensavo, l'abbiamo tagliato un po' prima, siamo arrivati al Monte Giuoco, abbiamo fatto tutto questo tratto, qua era dove c'è la vallata, diciamo, dove sono tutte le case belline, il tornantino, e adesso sono in questo preciso punto qui. Questa sarebbe stata la strada, io ho tagliato giù, adesso sto facendo questo tratto qua, poi bisognerà scendere giù e fare tutto questo parte qui fino a qua. È tutta discesa, quindi diciamo che dovrei fare abbastanza in fretta. Piccolo ma importante refill dell'acqua. Sarà potabile? Non sarà potabile? Scoprirò stasera. Queste parti nel boschetto sono molto belle, piacciono molto. Sono anche segnate effettivamente, però una cosa che mi sarei aspettato è il cartello che indicava direzione Lepreno per questo sentiero qui, o quantomeno un cartello che segnasse che questo è ancora effettivamente il 598, cosa che non ho trovato. Magari c'era e non ho visto, però non mi sembrava. Se uno la cartina, come dovrebbe avere sempre, lo sa. Cartellino, andiamo via per di qua. Dalla parte diciamo della vallata, io la chiamo vallata, quella distesa verde con le casine belle, fino a tutto questo tratto, ma direi fino a Lepreno direttamente, sarà estremamente facile. Io adesso non sto quasi neanche facendo una discesa, sono proprio su e giù, super tranquilli, quindi se non volete farvi il dislivello pesante ma volete comunque farvi una scampagnata in mezzo al bosco, passate per di qua, potete andare in quella vallata là e poi dopo da là decidete se salire sul Monte Gioco o il Monte Zucco. Mi pare di aver capito che ha due nomi. Considerate che a me mancheranno 100 metri di dislivello in discesa, ma mi mancano ancora 4 km di strada. È proprio una passeggiata per famigliole questo ritorno. Vediamo, là ci sono dei cartelli, vediamo se si va per di qua. Ah no, qua c'è Passo di Salvarizza, Spettino Alto, Monte Zucco. Aspetta, là c'è un altro cartello, vediamo se dice Lepreno, ma mi sembra di sì, mi sembra di leggere. Questo qua è il 561, Lepreno, eccoci qua, 40 minuti. Big Bench, questa qua è la panchina gigante. Adesso vi mostro, se si va su per di qua c'è un sentiero e dopo un po' c'è una panchina gigante. Ecco, guardate, adesso noi ci troviamo qui. Precisamente il 161 ci avrebbe fatto salire su per di qua, quindi indicativamente la panchina gigante più o meno è qui. Però mi sta venendo una malsana idea, visto che c'è tempo e per Lepreno mancano 40 minuti ma sono le 4:20, a 3:20 si farebbero le 5.
Andiamo a vedere la panchina. La vera domanda è: quanto dislivello devo fare per la panchina? Diciamo che non è la cosa meno pendente che abbia fatto in vita mia, ma siamo arrivati. È veramente 5 minuti di cammino. Vediamo che vista offre la Big Bench. Bella Big Bench. Saliamo. Mi ero messo seduto su una panchina così grande, mi sembra di essere un lillipuziano. Salve, buongiorno. Ne ho approfittato per fare un'altra dronata, adesso si scende rapidamente e avidamente. Ciao! Come se non avessimo mai fatto la deviazione, amici. Dove cazzo mi trovo? Tutto nel regolare, tutto regolare. Vai che sono le 5, per le 5:30 sono le Preno, forse anche meno. Se avessi messo di più si sarebbe chiamato le Pro. Dai, sono contento di aver fatto questa piccola deviazione, vi ho fatto vedere anche la Big Panchina. Questo tratto di ritorno è molto bello perché a parte che fa vedere sempre tutto quanto, un bel panorama, ma poi fa vedere il Monte Gioco, là scusate, e qua là penso sia il Monte Zucchin. È bello vedere che adesso noi siamo qua giù, ma stamattina, 4 ore fa, eravamo lassù che facevamo tutta la parte, quel sentiero là, tra l'altro un po' si vede adesso in camera, no, ma io lo vedo, siamo così e andiamo fin lassù. Che bello, a me piace un casino vedere queste cose, dire ero lassù, e che poi in video rende meno, però dal vivo è bello, lo vedo altissimo, qua si percepisce che siamo già più in un ambito di paese. Ed eccoci qua, noi oggi all'andata avevamo preso questa strada qui, eravamo andati su per di là e di qua è dove ho parcheggiato. Penso di aver fatto alla fine non 9 km e mezzo, ma col tratto allungato, ritornato, insomma penso di averne fatti 11-12 grosso modo, ma poco cambia. Vedete voi se volete andare anche a vedere la panchina oppure no. Leperino è una realtà piccola ma molto bella, guardate là c'è il padre che insegna al figlio piccolo come tagliare l'erba. E adesso sono arrivato, è un'escursione che vi consiglio assolutamente sì, a parte l'andata che ovviamente un pochino di salita c'è, il resto direi che è assolutamente affrontabile e anzi lo consiglio. Mi sono divertito, sono le 5:34, grazie mille di aver guardato questo video, se vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi che a voi non costa niente ma per me vuol dire molto, basta.